Gesù non vuole reporter dello spirito ma testimoni viventi come lo sono stati Pietro e Paolo. Lo ha ribadito il Papa che nella solennità in loro onore ha indicato l'esempio dei due peccatori pentiti. Il giorno dopo la demolizione del Ponte Morandi, il quartiere di Certosa cerca per quanto possibile il lento ritorno alla normalità. Rientrati gli sfollati, il parroco invita a guardare avanti con fiducia. La Regione boccia alcuni punti chiave del PUC di Chiavari, pietra tombale sull'edilizia sociale in Corso Lima, ma per il campus scolastico in Colmata ci sono margini di trattativa, risponde il sindaco di Capua. A 8 mesi dalla mareggiata, gli esercenti del lungomare di Rapallo sono pronti per la stagione estiva. Rimangono alcune criticità, ma la voglia è quella di guardare avanti. Fare propria la tenerezza di Gesù, l'invito del Vescovo Alberto Tanasini nella festa del Sacro Cuore a Chiavari. In un tempo di rigidità e di odio, la conversione è la forma più alta di vendetta. Per €1 investito nella Virtus Entella se ne generano 3 a favore della comunità locale, atleti, famiglie ed esercenti. Il dato al centro della ricerca dell'Università di Genova presentata a Chiavari. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Gesù non vuole reporter dello spirito ma suoi testimoni viventi. Lo ha ribadito Papa Francesco che nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo ha indicato i due martiri come testimoni di vita, di perdono e di Gesù. 2 peccatori pentiti ai quali Cristo cambiò la vita e dai quali imparare a dire al Signore tu sei la mia vita, ha spiegato Francesco, il quale durante la celebrazione solenne ha benedetto i palli per i 31 nuovi arcivescovi metropoliti. Vediamo. 2 peccatori pentiti, ma 2 testimoni che non si sono mai stancati di annunciare, di vivere in missione, che hanno testimoniato Gesù sino alla fine, dando la vita come martiri. Sono i santi Pietro e Paolo, la cui testimonianza Papa Francesco, nella Santa Messa presieduta nella Basilica di San Pietro in Vaticano, ha invitato a guardare testimoni di vita, testimoni di perdono, testimoni di Gesù. Il pontefice ha invitato a riflettere sul perché Gesù si fidò di 2 peccatori pentiti e non ci ha dato 2 testimoni integerrimi dalla fedina pulita, dalla vita immacolata. C'è un grande insegnamento in questo. Il punto di partenza della vita cristiana non è l'essere degni. Con quelli che si credevano bravi il Signore ha potuto fare ben poco. Quando ci riteniamo migliori degli altri è l'inizio dalla fine. Il Signore non compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi si sa di essere bisognoso. Egli ci ama così come siamo. E cerca gente che non basta a se stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore. Una umiltà la loro che hanno mantenuto nella vita fino alla fine. Hanno compreso, ha proseguito Francesco, che la santità non sta nell'innalzarsi ma nell'abbassarsi. Non è una scalata in classifica, ma l'affidare ogni giorno la propria povertà al Signore che compie grandi cose con gli umili. Quindi l'invito a ritrovare nel rapporto quotidiano con Gesù e nella forza del suo perdono le nostre radici. L'incoraggiamento è quello di non accontentarci del minimo, ma di puntare al massimo per essere anche noi testimoni viventi di Gesù. Apriamo siti e giornali e parliamo di cose sacre, ma così si resta al che cosa dice la gente, ai sondaggi, al passato, alle statistiche. A Gesù interessa poco. Egli non vuol reporter dello spirito, tantomeno cristiani da copertina o di statistiche. Egli cerca testimoni che ogni giorno gli dicono Signore, tu sei la mia vita. A mezzogiorno poi l'Angelus è presieduto in piazza San Pietro. Dopo l'Angelus l'appello di Papa Francesco, lo leggiamo sul sito di Radio Vaticana, a Roma reagire con senso civico dinanzi ai problemi sociali. Nella festa dei patroni capitolini Pietro e Paolo, Papa Francesco chiede a tutti di reagire alla difficile situazione in cui versa l'Urbe. Ed è stato presentato il programma ufficiale del Papa in Mozambico, toccherà le città di Maputo in Mozambico, Antananarivo in Madagascar e Port Louis in Maurizio. Papa Francesco nel suo viaggio in Africa, dove tornerà per 7 giorni dopo il viaggio apostolico del 2015, quando fece tappa in Kenya, Uganda e nella Repubblica Centroafricana con l'apertura della Porta Santa.
1990 nella cattedrale di Bangui, poi nel 2017 la visita apostolica in Egitto e in Marocco nel marzo scorso. Il prossimo settembre invece l'arrivo nel sud-est del continente. Prima di lui Giovanni Paolo II, che fu pellegrino in 3 stati tra l'88 e l'89. Tanti gli appuntamenti in programma per Papa Francesco, che pronuncerà una quindicina di discorsi. Spiccano, oltre ai tradizionali incontri con le rappresentanze civili e il clero, 2 tappe alla periferia di Maputo e a Antananarivo per la visita ad un ospedale e una preghiera speciale per i lavoratori. Torniamo sul nostro territorio. Hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni ieri sera dopo le 21 i 3.300 sfollati che nella giornata di ieri hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per permettere l'abbattimento delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi a Genova. Il giorno dopo la demolizione il quartiere nella Certosa cerca di ritornare per quello che è possibile alla normalità. Abbiamo parlato con il parroco della parrocchia di San Bartolomeo, Don Gian Andrea Grosso. Sentiamo le sue parole. Ieri sera alle 10 in punto il sindaco ha dato il via e la nettezza urbana ha ripulito le strade dalla polvere e poi sono rientrati. Che giornata è stata quella di ieri? Come è stata vissuta da chi appunto vive nel quartiere? Certosa ieri sembrava una città fantasma, perché gente in giro non ce n'era, tanta gente e ha preferito andare via, magari chi ha la casa in campagna o che si era già allontanato il giorno prima. Io qui per esempio avevo un centro di raccolta, ma poi alla fine 7-8 persone si sono fermate, le altre dopo aver preso i ticket hanno preferito andare magari al mare o da qualche altra parte. Si chiude un capitolo, inizia adesso la ricostruzione. Come il quartiere adesso ha vissuto proprio la demolizione del ponte, che sentimenti, che era una struttura che comunque faceva parte del quartiere, adesso non c'è più, che voce ha avuto modo di raccogliere le sensazioni degli abitanti? Ma sì, vabbè, molta gente dice mi dispiace, non lo vedrò più, però ecco, bisogna essere realisti, ecco. Questo ponte ormai era una cosa che impediva qualsiasi altro movimento, qualsiasi altra cosa, quindi grazie a Dio l'hanno buttato giù e ne ricostruiranno un altro. Ecco. La parrocchia in questi mesi è stata anche un punto di riferimento per gli abitanti, anche dal punto di vista del morale, dei sentimenti. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte sempre. Dall'inizio subito sono partiti gli scout e la società operaia cattolica, poi ci siamo attivati per aiutare, abbiamo avuto qualche soldino e ci siamo attivati per aiutare soprattutto quelli che avevano perso il lavoro, nel nostro piccolo naturalmente. Poi abbiamo dato ospitalità sempre alle assemblee, a tutti gli incontri. Il 14 di agosto avremo la messa qui per il primo anniversario, qui da noi, alle 10 con il cardinale arcivescovo. Il caldo adesso, l'ondata di caldo continua a tenere nella sua morsa anche il Tigullio, temperature ancora elevate associate a valori di umidità medio-alti determinano la permanenza di diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo, da moderato sui versanti padani fino a elevato nei centri urbani e nelle vallate poco ventilate dei versanti costieri. Domani le temperature dovrebbero scendere di qualche grado, nelle ore centrali sarà possibile un'attività convettiva su Alpi Liguri e Appennino di Levante, non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali di calore di intensità debole al più moderata. Permangono comunque temperature ben superiori alle medie del periodo, in rialzo nell'entroterra e in lieve calo lungo la costa. La politica amministrativa adesso. La Regione Liguria ha formulato diverse osservazioni e prescrizioni al PUC di Chiavari, bocciando alcuni punti chiave del documento, fra cui la realizzazione di edifici scolastici in Colmata e di edilizia sociale in Corso Lima. Sempre per quanto riguarda quest'ultimo caso si può dire che la bocciatura è definitiva. Per la zona di Colmata, secondo il sindaco di Capua, ci sono ancora margini di trattativa. Sentiamo. Quali provvedimenti intendete prendere? Ma innanzitutto vi sono delle prescrizioni che ha messo la Regione Liguria che sono vincolanti, tipo la zona che avevamo previsto vicino a Corso Lima per realizzare alloggi anche di edilizia residenziale sociale. Per cui questo non possiamo fare altrimenti, recepiremo in Consiglio Comunale queste prescrizioni regionali e ci adegueremo quindi a quanto prescritto dalla Regione. Sul depuratore è stato confermato la previsione dove noi abbiamo dato la disponibilità, quindi tutto lungo costa con difesa mare e nuova passeggiata.
ha dato delle prescrizioni circa la previsione del polo scolastico in attesa di vedere l'effettivo progetto definitivo del depuratore, quindi in base, perché vi è una legge molto vecchia che prevede una distanza di 100 metri, cosa che peraltro non è stata negli ultimi depuratori, quello anche in previsione a Sesti Levante o Rapallo, la distanza è inferiore a 100 metri. Si fa riferimento a delle leggi molto vecchie dove i depuratori erano delle vasche all'aperto, ora i depuratori con le nuove tecnologie sono tutti chiusi. Per quanto riguarda l'area di Preli invece, l'unica prescrizione che ha dato la Regione riguarda l'ex cantiere Victor, che è un cantiere che peraltro è chiuso da oltre 30 anni, ha detto la Regione di prevedere in caso di demolizione su tutta la costa chiavarese la previsione di un'altra area artigianale. Messa la pietra tombale dunque su Corso Lima, però per quanto riguarda l'area di Colmata c'è ancora margine di trattativa? Sì, la Regione vuole vedere il progetto definitivo, le effettive dimensioni del depuratore prima di esprimerci sul polo scolastico, quindi vi è sicuramente margine di trattativa. Ho avuto anche diversi incontri con alti funzionari della città metropolitana, perché anche loro sono interessati a creare per le scuole di competenza della città metropolitana spazi per le nostre scuole che rimangono su Chiavari e per portarne anche altre che hanno sede in altri comuni, anche a Genova. Per cui è ancora tutto aperto questo discorso del polo scolastico, che sarebbe un sogno, in quanto abbiamo un campo della Colmata completamente rifatto, abbiamo i parcheggi gratuiti, avremo entro la fine del mio mandato auspico una piscina del Lido completamente rifatta e la scuola a vela dentro al porto di Chiavari, per cui sarebbe un vero campus sul mare. Poche città potrebbero vantare dei edifici scolastici di questo tipo. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia di trasporti. Con l'inizio del mese di luglio ATP incrementa il numero delle corse degli autobus fra Santa Margherita Ligure e Portofino. Saranno 132, 66 all'andata e altrettanti al ritorno, con l'introduzione di 30 corse in più rispetto alla situazione in vigore fino ad oggi. La prima partenza dalla stazione di Santa Margherita è alle 5:58, con arrivo a Portofino alle 6:15. La prima partenza da Portofino è alle 6:15 e arrivo a Santa Margherita alle 6:30. L'ultima corsa della giornata da Santa Margherita sarà a mezzanotte e 37 con l'arrivo in piazzetta all'1:05, mentre l'ultima corsa da Portofino parte all'1 con arrivo a Santa Margherita all'1:17. Restiamo nel Tigullio occidentale, verrà riaperta lunedì, al momento solamente per i pedoni, la soletta del torrente San Francesco a Rapallo. Ultimate le asfaltature, si attende il collaudo per la conclusione definitiva del primo stralcio del primo lotto di messa in sicurezza del corso d'acqua. Intanto sono passati circa 8 mesi dalla mareggiata che nell'ottobre del 2018 si è abbattuta sulla costa. Pur duramente colpite, le attività commerciali e ristorative hanno saputo ripartire e tra tante difficoltà si preparano alla stagione estiva, aspettando con ansia appunto la riapertura del lungomare. Sentiamo. Le attività commerciali del lungomare di Rapallo rispondono presente all'inizio della stagione estiva. Dopo gli enormi danni strutturali causati dalla mareggiata di ottobre, sono ripartite tra tante difficoltà e un maggio freddo che non ha incentivato di certo le presenze turistiche. La stagione è iniziata malissimo, sia per tutte le problematiche legate alla mareggiata, che solo in parte ovviamente sono state risolte, e sia per il tempo che in primavera è stato veramente inclemente. Abbiamo avuto un danno incredibile a livello anche di immagine, perché ovviamente tanti turisti, pensando che il paese sia ancora non assolutamente accogliente al 100%, hanno magari scelto altre mete. I lavori sulla passeggiata almeno sono stati fatti presto, per Pasqua siamo riusciti a farli, adesso speriamo il ponte che tra poco si liberi, ecco, perché comunque sia una figura sulla passeggiata qua non è che sia il massimo un cantiere, ecco, soprattutto per turismo. Quanto riguarda l'inverno è stato comunque un inverno difficile per tutti, anche per il fatto che comunque c'è stato un maggio con un tempo brutto, comunque piogge eccetera, non c'era tanto caldo, essendo noi una gelateria lavoriamo principalmente col caldo, col sole, però adesso la stagione sembra iniziata, anche a livello di turisti ce ne sono tanti. Comunque rispetto agli altri anni siamo leggermente sotto secondo me come presenze. La mareggiata sicuramente un po' di torto ce l'hanno fatta a livello turistico, perché un po' meno di gente, soprattutto per lo stato delle spiagge, ma speriamo bene che si riprenda, perché il lavoro l'hanno fatto in tempo, voglio dire, il sindaco è stato bravissimo.
come passaggio di stranieri siamo finalmente pieni. Si vede che dalla mareggiata ha portato molto bene la nostra attività e la nostra città in belle posizioni come pubblicità. Anzi, essere negativa è stata molto positiva per tutti i Rapallo. Più che altro io penso che quest'estate sia stato per i commercianti della passeggiata, un problema proprio di battelli. I battelli qua hanno tolto tanto. E un grossissimo danno l'ha fatto la perdita del molo, per cui i battelli turistici non partono più da Rapallo. Questo è stato veramente un grosso handicap per tutta la cittadina. Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, è presente al meeting nazionale dei borghi autentici d'Italia a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, nello spazio dedicato alla Liguria, gestito in collaborazione con il Parco dell'Antola. La manifestazione è occasione di promozione turistica, ma anche di confronto sul lavoro dei comuni per un presente e un futuro migliore. La devozione al Sacro Cuore di Gesù nasce nel 1673 a seguito delle apparizioni alla Santa Margherita Maria Alacoque. Numerose le congregazioni religiose, sia maschili che femminili, che sono strettamente legate a questa fede, che nella nostra diocesi si celebra in particolare con solennità nella chiesa dei Padri Oblati di via Santa Chiara a Chiavari. Ieri la Santa Messa presieduta dal Vescovo. È la tenerezza, la caratteristica dell'amore misericordioso del Signore. Il Vescovo Alberto Tanasini lo ha ricordato nell'Eucarestia nella festa del Sacro Cuore, celebrata con particolare solennità nella piccola chiesetta dei Padri Oblati a Chiavari. E tenerezza vuol dire quell'atteggiamento dell'animo con cui si guarda l'altro, anche peccatore, anche nell'errore, con l'occhio del bene, col desiderio del bene, col volere mettere in evidenza il bene che è in lui, il bene che è per noi, il bene che è per Gesù. La tenerezza che non è solo un fatto sentimentale, ma viene dal fatto che Cristo ha dato la sua vita per noi. Di qui un invito a fare propria tale tenerezza in un atteggiamento carico di ragione e non solo di sentimento, che porti a riconoscere come proprio il bene dell'altro, a farsi carico del suo perdono in un tempo viceversa votato alla rigidità e spesso all'odio e al desiderio di vendetta. Non siamo convinti che la più grande vendetta che possiamo avere su chi ha compiuto del male è che questo si converta e viva. Preghiamo perché davvero il Signore ci dia questa grande tenerezza e la diffonda e la sparga tra gli uomini e faccia in modo che davvero il male sia vinto dal bene, l'odio dall'amore, la durezza dalla dolcezza. Ci saranno anche alcuni componenti dell'Associazione Campanari Liguri alla manifestazione Campani in Festa, in programma domani a Zeri. Si partirà al mattino con la Santa Messa, alle 11 l'illustrazione del linguaggio campanario che veniva adottato per informare la popolazione locale su quanto stava succedendo. Al pomeriggio grande concerto, l'evento è stato organizzato dall'Associazione Le Nostre Valli nell'ambito del progetto Cultura e Territorio. E manifestazioni di solidarietà nei confronti della comandante della Sea-Watch 3, Carola Rackete, arrestata questa mattina a Lampedusa dopo aver fatto attraccare la sua imbarcazione portando in salvo i 40 migranti ancora presenti a bordo dopo 17 giorni. I promotori dell'associazione L'Italia che resiste per il Tigullio invitano a partecipare al presidio in programma oggi pomeriggio a Sestri Levante in via 25 aprile dalle 18 alle 20. Vogliamo esprimere solidarietà alla capitana perché ha anteposto la sua personale sicurezza il dovere umanitario, rispettando il dovere di portare nel primo porto sicuro i migranti in precarie condizioni di salute, scrivono i responsabili dell'associazione. Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per gli aggiornamenti e altre notizie. Prima pagina di Avvenire, la sete di Vincent, appeso a un filo il destino del paraplegico in stato di minima coscienza all'ospedale di Reims in Francia. A Parigi la Cassazione autorizza lo stop a idratazione e nutrizione di Lambert. Gli avvocati dicono i medici non forzino le garanzie ONU sui disabili, farlo è omicidio.
Il caso dei bimbi tolti alle famiglie, si rivive l'inferno con gli stessi protagonisti. 20 anni fa l'identica scena svelata dall'inchiesta di Reggio Emilia. Il crollo, salta al ponte Morandi, Genova può ripartire, i monconi delle pile 10 e 11 fatti saltare con l'esplosivo, richiesta di abbatterlo già nel 2003, Bagnasco dice sono grato. Capitana sotto indagine, migranti sempre fermi, la Sea-Watch, 5 paesi pronti ad accoglierli ma non vengono fatti sbarcare, ma c'è, abbiamo sentito l'aggiornamento, lo sbarco è avvenuto questa mattina intorno alle 6 con l'arresto della comandante della nave. Nelle pagine interne, medici giovani in prima linea, pronto soccorso a rischio, Monaco, la CISL, Medici Lombardia, per far fronte all'emergenza e alla carenza di personale sanitario serve introdurre nuove forme di libera professione. Il Papa alla preghiera abbatte i confini, crea ponti e apre alla speranza. Nell'udienza alla rete mondiale di preghiera il richiamo di Francesco alla rivoluzione della tenerezza che scaturisce dal cuore di Cristo, parlare degli altri distrugge. Passiamo al secolo XIX, in edicola questa mattina con una controcopertina dedicata alla demolizione del ponte Morandi, oltre il Morandi. Alle 9:37 di ieri l'esplosione ha cancellato i monconi di levante del ponte, ora la ricostruzione può accelerare. 3, 2, 1, sparo e un botto cancella i resti del Morandi. Nella prima pagina ancora i temi del ponte, nuovo ponte, la prossima sfida è smaltire i detriti in sicurezza. Dopo l'implosione del Morandi ci sono 50.000 tonnellate di macerie. Bucci dice è andata bene come avevamo previsto, Toti replica addio allo skyline della tragedia di Genova. La guida dell'Europa, Commissione e Unione Europea, Draghi si sfila, ora il favorito è Timmermans. E poi 2 interviste, una a Zuckerberg e Mr. Facebook, a noi servono regole diverse ma gli stati indichino i paletti, e poi Eck, fondatore di Spotify, l'Europa deve tornare a sognare in grande. Nelle pagine del Levante, caldo record, anziano muore in Fontana Buona, oggi mini tregua, temperature fino a 40 gradi nelle vallate dell'entroterra, situazione in attenuazione ma sempre sopra la media. A Sesti Levante, vigili in spiaggia, da oggi scattano i controlli notturni. E poi la cronaca, omicidio, Tiscornia in cella e non parla, dobbiamo studiare con calma le carte e fare alcuni approfondimenti, le parole del legale Claudio Zadra, il legale del presunto assassino di Orazio Pino, l'ex collaboratore di giustizia ucciso a Chiavari. Sversamento nel Boate, allarme a Rapallo, il caso panne per evitare l'inquinamento in mare, non scatta il divieto di balneazione, accertamenti per individuare le cause. E poi comuni ricicloni 2019, Santa Margherita batte tutti, in provincia di Genova il concorso di Lega Ambiente con il patrocinio del Ministero, Donadoni a Roma con Lugano e Castruccio, riconoscimento nazionale importante. Un incontro vocazionale per i giovani nello stile del carisma del cammino neocatecumenale, quello che si svolgerà domani pomeriggio a Genova alla Fiera del Mare. Parteciperà il fondatore del cammino, Chico Orgueglio, che periodicamente incontra giovani e meno giovani in ogni parte del mondo. L'ultima volta è avvenuto a Kiev nel mese di maggio. Domani a Genova alle 18, dopo la presentazione, ci sarà l'annuncio del Kerigma, la buona notizia di Cristo risorto, dopodiché sarà formulata la richiesta di disponibilità ai giovani che avvertono la vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata o a famiglie per la missio ad gentes secondo le necessità delle varie diocesi del mondo. L'incontro si svolgerà alla presenza del cardinale Angelo Bagnasco e di diversi vescovi, fra cui quello di Chiavari, Alberto Tanasini. Sono attese comunità neocatecumenali da tutto il nord d'Italia per un totale di circa 6.500 persone. Nella nostra diocesi sono presenti 12 comunità neocatecumenali, il cammino è iniziato a Chiavari nel 1973. Per gli aggiornamenti adesso andiamo in redazione con Emanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. La cronaca, sono state scoperte dai carabinieri 2 truffe nel giro di poche ore. Una è avvenuta ai danni di una ditta di Casarza Ligure. Il titolare è un 52enne di Chiavari. Uno sconosciuto, tramite una lunga serie di raggiri, è riuscito ad inserirsi nel rapporto commerciale fra il titolare di questa ditta e un'azienda ucraina per la vendita di attrezzature per immersioni subacquee. In questo modo è riuscito a farsi accreditare sul proprio conto corrente l'intera somma che sarebbe stata destinata al 52enne. Una volta
che si è reso conto di quanto accaduto, l'uomo ha sporto denuncia all'Arma dei Carabinieri a Sestri Levante e i Carabinieri al termine delle indagini sono riusciti ad identificare il responsabile della truffa, un giovane 22enne nigeriano in regola con i documenti di soggiorno che vive in provincia di Campobasso. È stato denunciato per truffa e sostituzione di persona. L'intera somma di denaro è stata sequestrata. E sempre al termine di accertamenti, i Carabinieri di Moneglia, dopo la denuncia che è stata sporta da un 35enne che abita proprio nel comune di Moneglia, hanno denunciato un uomo di origine napoletana di 24 anni che ha ricevuto la somma di 2.200 euro tramite ricarica postpay, quale corrispettivo per l'acquisto di un motore per un'auto, ma questo motore poi non è mai stato consegnato all'acquirente. È tutto, linea allo studio. E torniamo adesso ai temi sportivi. Nella stagione calcistica 2017-2018 per ogni euro investito nella Virtus Entella, che in quella stagione militava in Serie B, sono stati generati l'equivalente di 3 euro a favore della comunità locale, della città, degli atleti, le loro famiglie, gli allenatori, gli esercenti e altri soggetti esterni. Un impatto sociale che in numeri è stato quantificato in 43 milioni di euro circa, a fronte dell'investimento di partenza di circa 15 milioni. E questo è il risultato di uno studio portato avanti dalla Facoltà di Economia dell'Università di Genova, della sua startup Sigma NL, in collaborazione con YLab, dove ieri è stato presentato. Vediamo. Ha un impatto sicuramente immateriale, difficile da misurare, però si può stimare con dei range, con delle proxy. E quello che avete fatto per il Club Entella? Abbiamo provato, ecco, è stato il primo anno, abbiamo provato a intervistare una serie di persone, sia tifosi, sia familiari, sia allenatori, sia ragazzi, in modo tale da capire quale sarebbe stata l'alternativa rispetto all'Entella e quanto sarebbero stati disposti a pagare per ottenere un beneficio analogo, oppure quanto è stato l'indotto generato sul territorio da questo club. È uscito fuori questo rapporto 1:3, lo vogliamo spiegare? Quasi 1:3, sì, questo significa che per ogni euro che investiamo nell'Entella, che la famiglia proprietaria investe nell'Entella, ne genera 3, non certo a proprio favore, ma a favore della comunità locale, quindi a favore degli esercenti, della comunità locale, dei tifosi, delle famiglie e di tutte le persone che beneficiano dell'esistenza di questo club. Quindi 1 a 2,97, quasi 3, nel senso che si triplica l'investimento, non a favore di Entella, ma a favore della comunità locale. Che cos'è questo metodo Social ROI? Il Social ROI è un'estensione di un concetto, tra virgolette, classico, che è il redditività di un investimento, un metodo meramente contabile e finanziario, esteso a dover prendere in considerazione quelli che normalmente sono gli intangibili, cioè quantità che non sono strettamente economiche, ma che bisogna tradurre in un valore economico per dare una visione completa di cosa produce come redditività un investimento e che tengono conto anche elementi che normalmente sono esterni all'impresa, l'ambiente, il sociale, il tessuto imprenditoriale e anche il tessuto culturale. Quindi riesce a mettere insieme, a dare valore ciò che non sta soltanto in un bilancio aziendale. Noi entriamo anche nel merito della ricerca perché sappiamo quali sono gli aspetti su cui bisogna magari migliorarla. E quindi c'è una joint venture che abbiamo lanciato oggi e che ci speriamo possa avere successo per ripetere e replicare questo esperimento non solo con l'Entella ma anche con altre organizzazioni sportive, club di calcio. È tutto per questa edizione di TG oggi, l'informazione torna questa sera alle 19:15, continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.